che Riccardo ha vissuto questi 2 mesi lì sopra da solo. Ale dôležité je, že Riccardo tieto 2 mesiace žil úplne sám tam hore. Chiedendo al Signore cosa lui voleva per il futuro. Prosiac Pána, aby mu ukázal, že čo chce pre neho, od jeho budúcnosti. E lì il Signore gli ha veramente parlato tanto. A ozaj v tom čase, a tam hore Pánu ozaj veľmi prehováral. È una delle parole principali che gli ha detto. A jedno z tých najdôležitejších, tých hlavných slov, ktoré mu Pán povedal, bolo: Io ti darò una terra. Ja ti dám zem. Al lato sinistro di questa vallata che vedi davanti a te. Na ľavej strane, z tej strany, keď sa pozerá, hej. Na ľavej strane tohto údolia, ktorý vidíš pred sebou. Nella quale tu vivrai con fratelli che non sono quelli con i quali tu vivi adesso. A tam budeš žiť s bratmi, ktorí nie sú tí bratia, s ktorými žiješ ty teraz. Allora, dopo, alla fine di questi 2 mesi, luglio e agosto, alla fine Riccardo è sceso in settembre e si è messo in ricerca di questa terra. Tieto 2 mesiace, júl a august, skončili a potom v septembri Riccardo teraz išiel dole a začal hľadať túto zem, toto miesto, o ktorom mu Pán hovoril. Dopo in settembre organizzava insegnava per un ritiro di suore. Vyučoval, bol pozvaný, aby kázal na nejaké duchovné cvičenia nejakých sestier reholných. E là di nuovo il Signore gli ha combinato qualcosa. A tam znova Pán nejako tak skombinoval veci. Perché si è ammalato alla pancia, Riccardo non ha mai mal di pancia. Mu prišlo zle a ochorel od žalúdka. A to bolo veľmi zvláštne, lebo Riccardo nikdy nemá problémy so žalúdkom. E si è trovato così con la suora infermiera. A tak v tom čase teda sa ocitol s tou reholnou sestrou, ktorá ho ošetrovala. E hanno iniziato a parlare. A začali spolu rozprávať. La suora gli ha indicato un posto che si chiamava l'Ortigara, che è un po' più giù, dove c'era una casa da vendere. Takže táto reholná sestra mu ukázala, ho nasmerovala na jednu takú malilinkú osadu, ktorá asi kilometr dole sa volá Valortigara, kde bol dom na predaj. Ale tí ľudia, ktorí bývali v tom čase vo Valortigari, mu povedali, že aby trošičku išiel vyššie, približne kilometr, že tam ešte ďalšia taká malilinká osada, kde možno sa bude páčiť. E così Riccardo ha messo il piede a Camparmo per la prima volta. A takto Riccardo prvýkrát 19. septembra 1975 vstúpil do Camparmo. Sheffield Youth, we change the Sheffield Youth. Sheffield Youth, we change the Sheffield Youth. Sheffield Youth. E quando ha messo il piede, a keď teda vstúpil na túto pôdu, ha sentito nel suo cuore che questo era il posto. V svojom srdci on zacítil, že ozaj toto je to správne miesto. Il Signore gli ha dato questa parola. A Pán mu questo è il tuo luogo. Pán mu dal toto slovo. Toto je tvoje miesto. Questo è il tuo deserto. Toto je tvoja púšť. Questo è il tuo Monte Santo. Toto je tvoj svätý vrch. Riccardo gli ha detto Gesù. A Riccardo mu povedal. Il mio corpo aspetta qui la risurrezione finale. A ho poprosil: Pane, daj, aby moje telo na tomto mieste odpočívalo v očakávaní konečného vzkriesenia. A stretol túto sestru, ktorá sa volá Antonieta. E quando si sono incontrati, a keď sa stretli, e la prima cosa che gli ha detto, prima ancora di dire buongiorno, questa sorella ha visto Riccardo e gli ha detto: quello che tu hai nel tuo cuore è un idolo. A táto sestra ešte predtým, ako by ho pozdravila, ako náhle ho stretla, mu povedala, bez toho, aby ho pozdravila, mu povedala: to, čo ty máš v svojom srdci, to je tvoj idol. E si riferiva a questo progetto del monastero. A to sa týkalo toho Riccardovho osobného projektu, toho kláštora kontemplatívneho. E anche se lei non conosceva Riccardo, a keď ona nepoznala Riccarda, lei gli ha raccontato delle cose della sua vita, della vita di Riccardo. Antonieta ha detto a Riccardo, ha raccontato a Riccardo Antonieta la sua vita. Vyrozprávala Riccardovi niečo z Riccardovho života. Delle cose che soltanto Riccardo sapeva, che niektoré poteva sapere. Niektoré veci, o ktorých vedel iba Riccardo a nikto iný o nich nemohol vedieť. Il Signore ha rivelato queste cose a Pán questa zjavil sorella, tieto veci tejto sestre, perché Riccardo capisca che era veramente la voce del Signore. aby ozaj Riccardo pochopil, že toto je ozaj Boží hlas. Non mi ricordo. Comunque, alla fine di dicembre, Na konci decembra, po Vianociach,
Riccardo è andato con un fratello a Loreto dove c'è un santuario della Madonna. Ricardo išiel do Loreta, s jedným ďalším bratom išiel do Loreta pri... Hej, Loreto, hej. Pri San Benedetto del Tronto. A to slovo z toho prorostva bolo až do času, keď tá, ktorá má porodiť, porodí. Il 1 gennaio 79 1. januára 79 Riccardo stava celebrando la messa in questo santuario di Loreto. Ricardo slúžil svätú omšu v tejto svätyni v Lorete. Tam sa traduje, že tam je originál, tá kópia originálu domu Ježiša a Márie z Nazareta. E alzando gli occhi ha visto scritto sull'altare Hic verbum caro factum est, qui il verbo si è fatto carne. A pozvinúc oči nad oltárom videl tento nápis. Tu slovo sa telo stalo. Quindi vedendo questa parola hanno capito che questo era l'adempimento della profezia e quindi la nascita della koinonia. A vidiac toto slovo nad týmto oltárom, pochopil, že toto bolo splnenie toho prorockého slova, teda narodenie komunity, novej komunity. Ecco che si è chiamata all'inizio Comunità Giovanni Battista. Ktorá od začiatku sa začala volať Komunita Ján Krstiteľ.